Ad appena 5 mesi dalla rimozione delle sanzioni che per anni hanno fatto dell'Iran un paese off limits, ecco che questo paese sta diventando uno dei principali mercati di riferimento per l'export italiano e veneto. Fra il 22 e il 26 novembre a Roma arriva Iran Expo, vetrina destinata a portare in Italia 150 fra imprese e istituzioni iraniane. Si tratta di un paese importante la cui immagine va aggiornata. È grande 5 volte l'Italia, una popolazione di oltre 80 milioni di abitanti, bisogna conoscerlo per poterci lavorare e per fare un lavoro di tipo strutturale. Io ho trovato un paese estremamente moderno, non mi aspettavo di trovare una Teheran così moderna. Ma cosa cercano i compratori iraniani e in quale modo è necessario approcciarsi a questo mercato? L'Iran apprezza molto il prodotto italiano, prodotto di qualità, tecnologicamente di livello, non siamo competitivi sulla fascia bassa del mercato perché ci sono cinesi, turchi, indiani, ma sulla fascia media e medio-alta abbiamo sicuramente grandi potenzialità. L'Iran è uno Stato in cui si deve andare con prodotti di qualità e noi, il nostro territorio, la nostra cultura, la nostra esperienza e la nostra professionalità ovviamente siamo famosi in tutto il mondo per produrre prodotti di qualità, per cui io penso che l'Iran può essere un mercato per gli imprenditori vicentini, per i colleghi vicentini sicuramente di sbocco futuro.